sulla piazza dello mercato alcune gentildonne dicessero che loro valgono più di te perché non hai buon sangue. Avevi ragione, io sono dei meschini poveri, origini. Ma tu sei appetitosa e fai venire le noie a tanti uomini del paese. Tanto che un giovane gentiluomo, se tutto quel che dicevano quelle madame, si fece avanti per difendere e disse che ognuna di loro sarebbe bastevole per bellezza a calzarti le scarpe. E chi sarebbe questo giovane onesto e nobile d'animo? Un giovine talmente innamorato di te che né sonno né cibo gli sono più familiari e lo si accontenta di amarti e di regalarti qualche donna come questo e lo ti chiede il permesso di amarti guardandoti da lontano. Dalle cose che mi racconti, eri l'uomo però di bravo giovane. Mi trovo convinta di accettare il tuo amore e i suoi doni, ma sarò capace di restare in segreto? Oh, sta tranquilla serena che porterà lo segreto infino alla tomba. Bene, e allora dite che mi potrai guardare un giorno sì e uno no, alle 10 della mattina, quando mi faccerò dalla balcone dell'albergo. Ma che vi doni mi direte? Certo che una giovine bella e vogliosa come te, sposata a un uomo vecchio e ormai con poche voglie, vorrei qualcosa di più da un giovane bello sì, onesto sì, ma pure voglioso di brave. Potrebbe essere pure una buona idea, ma come si potete facile visto che il mio sposo mi fate parlare solo a donne? A questo penserò io, tu aspetta come novella, giovane, onesta fanciulla. Allora, fedele amica, com'è andata? Molto bene, padrone mio, ma adesso dovrai trovare il modo di trovare alloggiamento nell'albergo del marito, ma non da uomo vestuto, ma da donna, perché solo così potrei avvicinare la giovine. Non c'ho un'idea. Caro signore, avete servizio per la notte, per questa povera donna invedovata? Ma certamente, madame, è un onore per me farvi desinare e dormire nello mio albergo. Essendo sola e invedovata, non vorrei passare la notte sola e vestita. Magari qualche contessa dell'albergo desidererebbe dormire nella mia stanza. Io la pregherei con molto volontiers. Signora mia, non conosco nessuno atto a questo delicatissimo compito. Ci sarebbe la mia giovane moglie che potrebbe prestarsi ad opera buona secondo il prezzo da voi detto. Ma avete convinto? E questo è per lo discorso vostro. Moglie mia, stanotte darai asilo a questa nobildonna. Le terrai compagnia chiudendole di dentro, senza nessuno perire. Io andrò a dormire in altro luogo, onde non potermi disturbare con il mio russare la giovane Belovera. Dedicando amore per le cose e per l'autore che vi porta vita. Il mio marito mi disse di farvi cosa gradita e io lo farò, ma promettete che la cosa segreta resterà. Superiore vi bacerò, vi amerò, vi carezzerò, e nessuno verrà mai a sapere. Ma non vi scordate di mandare in mani la vostra serva con i doni che avevo pattuito. Bravo,
Nobili signori, aristocratici messeri, la nostra nostra fu grande assai. Egli per ingordigia, per gelosia fu tratto in inganno. Fu giusto lo trattamento oppure ingiusto, questo lo dovrete sentenziare voi. Io posso solo consigliare i vecchi signori di non accasarsi con giovani e belle fanciulle. Esse carne giovane cercheranno. I vecchi coi vecchi e i giovani con giovani per diventare vecchi. Madame e messeri, grazie per la vostra attenzione. Termina qui per voi e per noi la narrazione.